La carne di casa tua è quella buona, sicura, prodotta secondo tradizione. È quella che ti porta il territorio nel piatto, sottolineano con uno slogan gli allevatori trevigiani della Castellana e del Montello, promotori dell'iniziativa che porta proprio il titolo La carne di casa tua, presentata in questi giorni al ristorante 1023 di Selva del Montello. Si tratta di un progetto elaborato dalle cooperative agricole Castellana, Montelliana e di Volpago, con il contributo della Camera di Commercio di Treviso, articolato in un ricco calendario di appuntamenti distribuiti lungo il mese di novembre. Degustazioni, incontri con le scuole, visite guidate negli impianti zootecnici, corsi di cucina e molto altro, il tutto per educare il consumatore al valore della carne nostrana. Noi vogliamo risvegliare questo senso di appartenenza al territorio anche con il consumo dei prodotti locali, che sono poi che alimentano un percorso virtuoso che poi fa bene a tutti, fa bene alle aziende agricole che trovano soddisfazione per i loro prodotti, fa bene al consumatore che consuma un prodotto nel territorio e quindi controllato. Non voglio proprio che tutti si ricordino della salubrità dei nostri prodotti solo in occasione degli scandali. Bisogna farne di questo un sistema di vita, proprio un meccanismo automatico che fa sì che il consumatore riconosca il nostro prodotto, lo consumi, lo apprezzi e farà bene a tutti. E il valore della carne di casa è soprattutto quello delle produzioni a chilometro zero, sinonimo di qualità, salubrità e salvaguardia ambientale. Se noi consumiamo un chilo di carne prodotta in Argentina, essa percorrerà 11.000 km consumando 6,7 litri di petrolio e immettendo in atmosfera ben 20 kg di CO2. Allora, la grande valenza di questo progetto è proprio quella di coniugare ambiente, territorio, salute ed economia. Il progetto La carne di casa tua, che si svolgerà tra i territori di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Volpago del Montello, ha potuto contare anche sul sostegno e sul lavoro di squadra delle 3 amministrazioni comunali coinvolte. Diciamo che si sta lavorando congiuntamente, stranamente, perché di solito c'era sempre un po' di tentativo di andare ognuno per conto suo, ma ultimamente le amministrazioni si sono accorte che lavorando assieme stanno facendo ed ottenendo risultati molto importanti. Di recente abbiamo approvato una delibera dello spreco zero, chilometri zero, rifiuti zero, stessa delibera che tutte le amministrazioni facenti parte del consorzio Priula e TV3 hanno aderito il venerdì scorso. L'amministrazione è molto attenta a queste attività perché appunto servono a promuovere sia il territorio sia a consumare prodotti locali. Per le 3 cooperative promotrici si tratta della 5ª edizione della carne di casa tua, a conferma della bontà dell'iniziativa e del radicamento nel territorio di queste realtà produttive, che registrano complessivamente un fatturato annuo di quasi 30 milioni di euro e una base sociale di circa 600 soci. Ovviamente bisogna fare i complimenti perché tra le altre cose sono delle poche cooperative che ancora riescono a rimanere in piedi, questo perché danno un servizio ottimo sia ai loro consociati sia anche alla cittadinanza.